Ben ritrovati dalla redazione. Si era arruolato nella brigata d'assalto Azov ed era andato a combattere sul fronte ucraino, ma dall'11 settembre di lui non si hanno più notizie. Secondo fonti ucraine, David Di Gleria, 48 anni, friulano, risulterebbe missing in action, scomparso in azione mentre il suo battaglione stava combattendo in prima linea in una zona nell'oblast di Lugansk, attualmente sotto controllo russo. Di Gleria è originario di Paularo. Si aprono le porte del carcere di massima sicurezza a Sassari per il presunto terrorista jihadista Usama, arrestato all'inizio di settembre, oggi detenuto al Corneo Trieste per il 25enne pakistano accusato di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale e altri reati simili. È stato infatti disposto dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria DAP il trasferimento alla casa circondariale Giovanni Bacchiddu, ma l'uomo, tramite i suoi legali Antonio Catarini e Jennifer Schiff, si è dichiarato contrario alla decisione che si è tenuta all'udienza al Tribunale del Riesame. Il collegio presieduto dal giudice Enzo Truncellito si è riservato di decidere, potrebbe pronunciarsi nelle prossime ore. Cambiamo argomento. La nave MSC Melani III, partita da Israele, ha attraccato al porto di Trieste, un fatto inaccettabile su cui il governo, la regione, il comune e l'autorità portuale di Trieste devono rispondere. Il commercio con lo Stato genocida di Israele continua. La nave MSC Melani III, partita da Ashdod e diretta da Haifa, passando per Ravenna e Venezia, va cacciata. Il volantino che il sindacato di base USB ha diffuso proclamando lo sciopero generale del porto di Trieste a partire da oggi, dal primo turno entrante. Poi l'appello per chiedere alla cittadinanza di presidiare i varchi del porto a partire dalle 6. Il colonnello Emanuele Spiller, il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri di Pordenone, 48 anni, originario del Veronese, ha terminato l'incarico di capo ufficio comando a Reggio Calabria. Subentra al pari grado Roberto Spinola, destinato a un incarico nell'Arma a Napoli. Spiller ha comandato il nucleo operatore radiomobile della compagnia Primo di Locri a Reggio Calabria, le compagnie di Valle d'Oria, Sassari, Cesenatico, Forlì, Cesena e Vicenza, e dal 2017 al 2023 reparto operativo di Venezia. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: su pianura e costa cielo variabile, sulla zona montana in prevalenza nuvoloso, possibili piogge sparse intermittenti da deboli a moderate, specie nella prima parte di giornata. Su bassa pianura e costa si possono verificare dei locali rovesci temporaleschi. In montagna quota neve a 2100-2300 metri, temperature minime in pianura fra 12 e 15 gradi, sulla costa fra 15 e 17, le massime ovunque fra 20 e 22 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito. Alla prossima edizione.